coltivare la storia, l'identità è servita, un filone che la sezione del Veneto di Agritourist, l'associazione di Confagricoltura, sin dagli anni 60 promuove attraverso il turismo rurale e l'ambiente. Un impegno fatto proprio in occasione dell'8ª edizione dell'iniziativa A Tavola con l'agriturismo d'autore. La location 2012 è stata quanto mai suggestiva, ovvero l'azienda agricola del dominio di Bagnoli, una delle più grandi per superficie nella provincia di Padova. Una tavola rotonda sull'identità contadina dell'offerta agrituristica intesa come ospitalità e come ristorazione, ed una tavola imbandita dove sono stati serviti alcuni piatti delle 7 province venete che di questa identità ne rappresentano l'emblema. Siamo arrivati alla 10ª edizione di questa manifestazione regionale in cui vogliamo proprio presentare ciò che le aziende agricole sanno fare con i propri prodotti e nel rispetto delle tradizioni che noi tramandiamo. E oggi sono presenti qui parecchi agriturismi che appunto a tavola imbandiranno le loro ricette gastronomiche. E ovviamente siamo qui per riflettere sullo stato dell'agriturismo, in particolare dell'agriturismo veneto, situazione che si è venuta a determinare dopo la recente approvazione della nuova legge che così rispetto alla precedente non ha fatto passi avanti, anzi secondo noi ha fatto parecchi passi indietro. Una legge che non sa guardare ai prossimi 10-15 anni, è una legge che anziché consentirci di sviluppare ciò che noi sappiamo fare, ciò che il mercato ci chiede, è una legge che ci toglie opportunità. Ad esempio ci sta togliendo l'opportunità delle attività ricreative, culturali, didattiche, sportive così importanti per promuovere il territorio rurale, l'azienda agricola. Oggi quindi noi non possiamo proporre solo dei posti letto o dei posti a sedere secondo determinati canoni, determinate regole, d'accordo, insomma, però il consumatore cerca quel qualcosa di più, cerca di immergersi nelle tradizioni, nel territorio, e in teoria questo oggi non lo possiamo più fare come agriturismo. Un parterre autorevole ha animato la tavola rotonda moderata da Savina Confaloni, giornalista e conduttrice di Sky. Si sono alternate le voci di docenti universitari come quella del professor Danilo Gasparini dell'Università di Padova e del professor Ulderico Bernardi dell'Università Foscari di Venezia. I giornalisti presenti con diversità di toni ma con la medesima forza hanno richiamato al centinaio di operatori presenti il dovere culturale e morale di portare in tavola la memoria storica e il sapere del Veneto, tipici di una società dove tradizione popolare e aristocratica convivevano meravigliosamente. Come ho detto anche prima, l'agriturismo è l'unica maniera per far venire in azienda i nostri clienti e coloro che si vogliono avvicinare alla nostra attività, e quindi è una maniera per incentivare il turismo e anche per fare vedere come operiamo, insomma, è azienda aperta. E se l'agriturismo viene fatto bene, come sicuramente lo fa la nostra associazione, perché abbiamo appunto una tradizione, l'agriturismo è stato voluto, mi ricordo, da Simone Vellutizzati tanti anni fa, insomma, e quindi abbiamo una tradizione in questo. Si differenzia perché i clienti che vengono e vogliono andare in agriturismo sono diversi da coloro che vogliono andare in albergo, sono due cose completamente diverse, una vacanza diversa e una maniera di vivere diversa, e una maniera diversa per conoscere il nostro paese. Subito diciamo che l'Accademia Italiana della Cucina è un'istituzione culturale della Repubblica Italiana, riconosciuta dalla Presidenza della Repubblica, che ha il compito di conservare e trasmettere le migliori tradizioni della nostra gastronomia. È chiaro che al fondo, proprio alla base di questa esperienza e cultura gastronomica, devono esserci gli agriturismi, perché sono i luoghi dove si produce ciò che noi poi consumiamo, quindi tutto il nostro sostegno deve essere indirizzato a queste realtà che non hanno ancora raggiunto il massimo delle opportunità nel Veneto, prima regione turistica d'Italia. Noi vediamo altre regioni dove ci sono molti più agriturismi, penso alla Toscana, capaci di richiamare e sollecitare l'immaginario collettivo degli anglosassoni, per esempio, in prima linea, che hanno creato il neologismo Chianti-Shire, no? Ecco, noi abbiamo un Veneto che è ricco di diversità, dal Mincio fino al Tagliamento. Abbiamo quindi la possibilità di offrire tante diversità in questi agriturismi,
tra l'altro sostenendo appunto coloro che sono i primi attori di questi processi di offerta dei prodotti tipici, cioè i coltivatori, i trasformatori, i macellai, gli artigiani della gastronomia. E il nostro ruolo appunto non è solo quello di andare a assaggiare buoni piatti, è quello di dare riconoscimento e pienezza di valore a tutti questi che compongono l'insieme della ricchezza di produzione enogastronomica veneta. Bisogna intenderci su alcuni temi, io credo. Quando noi parliamo di tradizione e tradizione in cucina è qualcosa di assolutamente mobile, perché il cibo è contaminazione e quindi quando noi parliamo di tradizione dobbiamo essere convinti e coscienti che la tradizione non è altro che un'invenzione ben riuscita. Quello che stanno facendo gli agriturismi oggi e la cucina che propongono è esattamente la costruzione di una tradizione ex novo e da questo punto di vista diciamo è importante conoscere i passi che la cucina ha fatto nel corso della storia e in particolare della cucina contadina. Perché? Perché gli agriturismi insistono su un ambiente agricolo ed è straordinariamente importante sapere e capire che la partita si gioca sulla qualità dei prodotti, su quello che il territorio offre e anche senza aver paura di proporre assolutamente qualcosa di nuovo, perché se andiamo nei secoli passati e se ci atteniamo soltanto a quello che i contadini mangiavano, lo possiamo sintetizzare su Puenta e Peagra e quindi vale la pena di riflettere su questi temi ed essere coscienti che quello che stiamo facendo e si sta facendo è un'operazione culturale, gastronomica forte che diventerà tradizione, ma la stiamo creando adesso. Beh, direi assolutamente di sì, anzi io noto che l'approccio del turista straniero, e non ne abbiamo pochi in Veneto, di turisti che arrivano dall'estero e che vengono anche in Campania, l'approccio è molto autentico, molto vero, profondo verso la Campania, proprio per conoscere quella che è la vita, la tradizione che forse nell'immaginario proprio dello straniero vede l'Italia come amore e spaghetti, insomma, quindi lo straniero sa che da noi ci sono forti tradizioni agricole e enogastronomiche. Il menù, frutto di una collaborazione tra la delegazione Eugani a Basso Padovano dell'Accademia Italiana della Cucina che ha patrocinato l'evento e i cuochi agrituristi, insalata precoce trevisano e coppatello alle erbe con scaglie, mozzarella di bufala, torta salata di verdure, salame del Polesine con pinza alla munara, soppressa vicentina, prosciutto di Montagnana, gallina padovana in saor, pan schissotto, bruschette con olio dei Colli Eugani e tutto servito sull'aia. Mentre in tavola è stato servito risotto al vin friulario del dominio di Bagnoli, il risotto rosa al Monte Veronese e i bigoni in salsa e poi pollo fritto e porchetta con verdure cotte. Un tripudio di dolce ha concluso questa passerella di saperi e sapori intermezzata dalla recita di versi in lingua veneta da parte di Uno Zanni e di un pantalone usciti dal teatro di Goldoni che proprio qui a Bagnoli aveva composto le sue prime commedie, a levar delle mese applausi e scena aperta per le brigate di sala di cucina e premiazione per le aziende agrituristiche che hanno realizzato questo trionfo della cucina tradizionale veneta rappresentata a tavola dall'agriturismo d'autore.